Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo lunedì 4 maggio. Partiamo oltreoceano, Wall Street. Standard & Poor's, l'andamento è negativo, meno 0,37% con una quota punti di 7.204, 49.115 punti per Dow Jones, meno 0,78 la percentuale, andamento positivo 0,11%, Nasdaq 27.737 la quota, 2.805,70, Russell 2000 meno 0,25%. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, che segna una percentuale positiva 18,3. Passiamo al valutario dollaro, 98,3 euro dollaro 1,17, sterlina dollaro 1,35. E ancora proseguo con le materie prime, l'oro non cresce, percentuali in rosso, meno 1,78%, 4.530 dollari all'oncia, 105 dollari al barile. Per il petrolio la percentuale in verde 2,94. Vediamo per titoli di Stato, BTP Bund 85,690. Spostiamoci a vedere le criptovalute, entrambe percentuali positive, Bitcoin 1,39%, 1,03% per Ethereum. I dollari per Bitcoin sono 79.550, per Ethereum invece 2.345 dollari. Sono le 17.32, si sono quindi concluse le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come si chiude questo lunedì 4 maggio, si chiude con percentuali tutte in rosso. Ma partiamo dall'indice di casa nostra, FTSE MIB meno 1,50%, chiude con una quota punti di 47.521, 7.981 è la quota punti di chiusura per il mercato francese. CAC 40 meno 1,64%, meno 2,47% per il mercato spagnolo, 17.342 la quota punti per Ibex 35. Passiamo al DAX, 24.035 la quota, meno 1,06 la percentuale, meno 0,14% per il mercato inglese, la quota punti è 10.363. E infine lo Stoxx 50, indice molto importante per l'Eurozona da tenere d'occhio, perché ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà anche una percezione e ci dice questo, che si chiude in negativo con una percentuale del meno 1,95% e una quota punti di 5.767. E questi gli aggiornamenti per questa giornata lunedì 4 maggio. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse,